Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane. Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci ad un altro appuntamento di Centro Anch'io. Ci troviamo all'interno del Monte di Pietà Vecchio, in Piazza Loggia. Il palazzo fu costruito tra il 1484 e il 1489 sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Era un edificio che serviva per i piccoli prestiti di denaro e come banco dei pegni. Il suo scopo era insomma quello di finanziare le persone in difficoltà con una sorta di microcredito e anche per evitare il proliferare di usurai allora molto diffusi in città. La loggetta centrale che unisce i due corpi di fabbrica è in stile veneziano. La statua al centro rappresenta la giustizia ed indica la funzione dell'edificio. Eagle Curse l'Aspo. Guardate la mia faccia che è già un aiuto. Che vuol dire? Tiziano, io mi auguro di no. Ma a lei è mai capitato di Eagle Curse l'Aspo? Il curso è un po' difficile che Tomasi di Melte. Ecco che lei sta tornando al che. C'è, questo qua dalla Hawaii, questo qua abbronzato, è stato a spasso Giovanni. È stato alle Bahamas. Vergogna, ce lo viene anche a raccontare. Ma le mie era? È stato in castello. Solamente rassa. Giovanni Eagle Curse l'Aspo. Non lo so, guarda, sulle spine. Quindi, secondo la metafora, Eagle Curse l'Aspo, cioè sulle... Come dire, in tensione, in qualche problema. Bravo Bahamas! Ma pianta. Allora, vediamo un po', Eagle Curse l'Aspo. Avere il cuore su l'aspa, non so. Ma sei arrivata, hai superato la metà, eh? Grazie, non so però cos'è l'aspa, davvero. Lo diremo alla fine, va? Andremo alla fine. Buon aperitivo? Grazie. Non lo so. Il cuore sì, capisco, ma l'asta? L'aspo. Ah, aspetta, avere il cuore, come si dice, preoccupato. Una cosa che ti preoccupa. Ma signora, lei non deve fare la barista, deve andare all'università. Devo andare al quiz. Eagle Curse l'Aspo. Deve aver l'ansia, penso. Bravo, giusto? Sì. Da Cremona, la signora di Cremona dice, cos'è? Allora, l'anguria era buona, ma che fette. Allora, l'anguria era buona, il cocomero, l'anguria era buona, saporita, ma che fete, cioè ma che fette grosse. Ma che fette, quando uno ti stufa, ti stanca. Hai riferito a noi? No, era una cosa che mi è venuta in mente, ma no. No, scusa, non ho visto che cosa prova. Quanto tu mi fai così? Però io fai così che adesso italiano come prima 2000 Atari qui. Grazie, ciao. Dimmi meglio. Eagle Curse l'Aspo. Non so risponderti. È un vocabolo che io... Ho sempre fame e sete non di acqua, perché sono allergica all'acqua, mi piace il vino. Beh, però è arrivata a 90 anni. Sì, dunque... Eagle Curse l'Aspo significa avere il cuore sulla matassa. Come ben sappiamo, la matassa è uno strumento utilizzato per la lavorazione della lana. Quindi, insomma, significa avere grandi preoccupazioni. Ci auguriamo che voi non abbiate mai e vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie! Centro anch'io.
Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane.